Governatore Federica, quest'oggi una serie di incontri nella zona del Pordenonese, innanzitutto visite ad aziende di primaria importanza. Sì, un settore produttivo, quello dell'area pordenonese, che testimonia la capacità anche di reazione a momenti di difficoltà a livello globale, proprio per la crisi internazionale che stiamo vivendo. Settori diversificati, dalla meccanica, penso al design e al mobilificio, penso alle manifatture, che testimoniano la capacità anche di reazione di questo territorio e la voglia di competere sul mercato globale. Basti pensare che buona parte della produzione è rivolta al mercato estero. Le aziende hanno espresso la preoccupazione per quanto riguarda il rincaro energia e per questo mi auguro ci possa essere una rapida risposta a livello europeo. Inoltre devo dire hanno condiviso anche le politiche portate avanti dalla Regione fino ad oggi, che ha incentivato per esempio tutta la parte di innovazione e tutta la parte di crescita delle aziende stesse. Su questa direzione noi vogliamo continuare a muoverci. Nella mattinata un appendice nel comune di Morsano, dove sono state inaugurate 2 scuole, anche qui con contributi della regione. Sì, dei contributi della regione, che devo dire il comune ha speso bene, perché è riuscito da una parte a ridare spazio per quanto riguarda le scuole materne e quindi nuove opportunità di incontro e anche, devo dire, in ambienti di qualità per i bambini. Così come le scuole elementari, che hanno visto una riqualificazione dello stabile, un intervento oneroso di più di 1 milione di euro, 1.200.000 euro, che ha visto il superamento delle criticità sismiche che l'edificio aveva e anche l'efficientamento energetico dell'edificio stesso. Quindi è fondamentale, per garantire un'istruzione di qualità, avere anche degli ambienti che possano accogliere al meglio i nostri ragazzi. Grazie. Dove ci sono le nostre lezioni, le nostre riflessioni sulla manina. Grazie. Grazie. Grazie mille.